Un grande girotondo intorno a Campo San Geremia, così un centinaio di insegnanti accompagnati da alcuni bambini contestano la buona scuola del premier Matteo Renzi nel giorno dello sciopero degli insegnanti e della grande manifestazione romana. Siamo qua a protestare perché il governo ci aveva promesso nella buona scuola una vera buona scuola, poi nel disegno di legge ci ha messo dentro tutto il peggio che poteva, peggio del ministro Gelmini o della ministra Moratti. Abbiamo studiato tanto, quasi 2 lauree, e siamo trattati come persone che non hanno studiato e verranno scelte da una sola persona. Questa è una cosa assolutamente autoritaria, dove il preside viene investito di ogni potere senza avere assolutamente nessun tipo di controllo, almeno non esplicito. Io voterò Renzi, però Renzi deve rivedere assolutamente i problemi della scuola. Io sono una nonna, avrò un nipote che va a scuola, per cui era meglio la scuola di quando andavo a scuola io, perché lasciare la volontà ai presidi di gestire e di assumere vuol dire mandare via. Noi che viviamo in un paese di grossi interessi, vuol dire che quello che sta sulle scatole del preside io mando a Canicati. Per l'ennesima volta siamo stati beffati e quindi protesto perché sono 3 anni e mezzo che le promesse non vengono mantenute da questo governo e dal PD in particolare. Agli insegnanti veneziani si aggiungono decine di migliaia di persone che hanno scioperato e manifestato in tutto il paese.